Salve a tutti e benvenuti nel mio canale Il Calcio a Padova. Lo scopo di questo progetto è quello di raccontare passo per passo, stagione per stagione, la storia della principale squadra di calcio della città di Padova, il Calcio Padova 1910. Ci tengo a precisare che tutte le immagini utilizzate per questi documentari sono create con intelligenza artificiale, pertanto non rappresenteranno esattamente le persone ed i luoghi che vi racconteremo. Sono passati oltre 3 anni da quando l'Italia entrò in guerra. Il paese è distrutto ed ogni famiglia italiana, in un modo o nell'altro, fu segnata da questa tremenda catastrofe umanitaria che rovinò l'Europa intera. Il 4 novembre del 1918, in seguito alla battaglia di Vittorio Veneto, e in seguito all'armistizio di Villa Giusti a Padova, l'Italia vinceva la Prima Guerra Mondiale e finalmente per l'intero paese si poteva intravedere uno spiraglio di luce e soprattutto di pace. Anche il Padova, così come tutte le altre società calcistiche italiane, fu scosso da questa terribile apocalisse, perdendo il proprio giovane goleadore stella Silvio Appiani, a solamente 21 anni. Come tutte le altre società calcistiche italiane, anche i biancoscudati dovettero ripartire nuovamente da zero. La carica di presidente, da questa stagione, passò a Raimondo Flores d'Arcais. Ora è tutto da rifare, è tutto da ricostruire. Ma le sfide sono il mio pane quotidiano. Egli nacque a Cagliari il 31 ottobre 1876. Professore di origini sarde, eredita la carica dall'ingegner Eugenio Vianello, che divenne a sua volta il vicepresidente del club. La squadra era già una realtà regionale ben avviata e Raimondo fu uno dei principali artefici della ripartenza post-bellica del club biancoscudato. Egli assunse la presidenza di un Padova da rifondare completamente, ma, nonostante la situazione disastrosa, Raimondo non si abbatterà e decise di mettersi subito all'opera per garantire una solidità alla società, decidendo di riorganizzare i vertici societari con persone di fiducia. Dal 12 febbraio 1916 il Padova inoltre cambiò il proprio campo di gioco, passando dal Giovan Battista Belzoni allo stadio comunale, che fu inaugurato il 12 febbraio del 1916 con la partita Padova-Hellas, finita 4-0. Il calcio italiano, specchio del paese, doveva farsi forza, cercando di ripartire. Ovviamente sarebbe stato impossibile riprendere con un campionato per la stagione 18-19. Il 4 novembre 1918, ossia la data della fine della guerra, era troppo inoltrata per riuscire a organizzare un nuovo campionato. Dunque, ci fu molto tempo libero per dibattere l'organizzazione del futuro campionato del 1919-1920, a partire dall'Assemblea federale prevista per il 13 aprile del 1919. Secondo la riforma che era prevista, il Padova, essendo arrivato quarto nel campionato di prima categoria del 1914-1915, sarebbe dovuto retrocedere. Ma la Grande Guerra aveva causato tantissime vittime e tantissime squadre furono costrette addirittura a fallire o cessare la propria attività. La situazione difficile e precaria di diverse realtà calcistiche post-belliche costrinse la federazione a rinviare la riforma ipotizzata per la stagione 1915-1916, che, come vi avevamo già accennato nei video precedenti,
avrebbe previsto la divisione della prima categoria in una categoria A ed una categoria B. La FIGC, quindi, cercando di non scontentare nessuno, decise di allargare il numero di squadre partecipanti e si decise di mantenere sia la prima categoria che la promozione. La FIGC, quindi, optò nuovamente per i ripescaggi e le riammissioni. Il Padova, in conseguenza di tutto ciò, si trovò in una posizione favorevole. I biancoscudati, infatti, furono riammessi nuovamente in prima categoria e furono inseriti nella sezione veneta del campionato di prima categoria 1919-1920. La stessa sorte spettò anche al Petrarca. L'Udine, durante la pausa bellica, ripartì con un nuovo sodalizio e fu definitivamente rinominata Udinese. I friulani verranno a sua volta riammessi nel girone veneto di prima categoria. I biancoscudati, quindi, per questa stagione, avrebbero riaffrontato esattamente le stesse formazioni del precedente campionato 1914-1915 pre-bellico. Vicenza, Venezia, Udinese, Petrarca ed Hellas Verona. La società Hellas, infatti, alla ripresa dell'attività post-bellica, assunse la nuova denominazione Football Club Hellas Verona, dopo la fusione con l'FC Verona 1911. Per limitare il numero di club iscritti e per ridurre i tempi del campionato, la federazione alla fine impose un limite di 48 squadre per il campionato dell'Italia settentrionale 1919-1920. La FIGC decise i seguenti punti per il torneo settentrionale. 1. I gironi dovevano essere composti da 6 squadre. 2. Le squadre ultime classificate di ogni girone sarebbero retrocesse in promozione. 3. Ci dovevano essere al massimo 12 squadre per Piemonte e Lombardia e massimo 6 club per gli altri 3 comitati considerati minori di Emilia, Veneto e Liguria. Aggiungiamo una nota. Per via della mancata costituzione del girone delle terre irredente della Venezia Giulia, alla fine, in questo punto, si decise che il numero di società lombarde doveva salire a 18, divise in 3 gironi da 6, provocando anche delle proteste delle società piemontesi. Punto 4. Nel girone delle 3 regioni minori, ossia Veneto, Emilia e Liguria, le prime 2 si sarebbero qualificate alla fase nazionale. Invece, per i gironi piemontesi e lombardi, se ne sarebbero qualificate 6 ciascuna. Punto 5. La fase finale nazionale si sarebbe articolata su 3 gironi composti da 6 squadre ciascuno, le cui vincitrici avrebbero partecipato ad un triangolare. Il primo classificato avrebbe poi giocato una finalissima in campo neutro contro il campione peninsulare per il titolo di campione d'Italia. La rosa del Padova, come abbiamo precedentemente anticipato, fu totalmente rinnovata per questa stagione di rinascita post-bellica. Oltre ai già noti Ernesto Payet, che quest'anno fece pure l'allenatore della squadra, Giovanni Zambotto ed Alessandro Monti, che da ora chiameremo Zambotto 1 e Monti 1, tutto il resto della squadra fu praticamente cambiato. Vi citiamo ora i giocatori che riteniamo i più importanti della stagione 1919-1920. Nel ruolo di portiere troviamo il padovano Antonio Girardi e Dario Munaron. Come difensori citiamo il padovano Antonio Zambotto, nonché Zambotto 2, che divenne pure un arbitro di Serie A negli anni 40. Antonio Marino, ossia Marino 1, e Luigi Marino, Marino 2. Quest'ultimo, Luigi,
giocò 36 partite col Padova. Feliciano Monti, conosciuto anche come Monti III, fratello di Alessandro, egli debuttò in questa stagione e nel Padova giocò tantissime stagioni anche negli anni 20, eppure qualche stagione anche negli anni 30. Feliciano fu anche convocato per 3 volte in nazionale, tra il 1923 ed il 1924, ed allenò pure i biancoscudati nel 1946. Lorenzo Modulo, padovano di nascita, nato il 27 dicembre 1898, diventò una bandiera del Padova, dove ottenne ben 95 presenze nell'arco della propria carriera. Giovanni Mion, con la maglia biancoscudata, giocò 6 stagioni per un totale di 46 presenze e 3 gol. Umberto Donà, ex Vicenza ed Inter. Rino Corso Faugier, nato in Corsica, giocò solamente una partita col Padova in questa stagione, ma fu poi ricordato soprattutto per essere stato un generale d'aviatore italiano. Legato alla Regia Aeronautica come pilota, fu anche generale e sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'Aeronautica. Fu pure capo di Stato Maggiore nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. A centrocampo, invece, ricordiamo Aldo Fagiuoli, storica bandiera del calcio Padova, nato a Custozza il 10 gennaio 1898, col quale giocherà per ben 8 anni, collezionando 156 presenze. Egli ebbe anche un ruolo da allenatore nel Padova, nella seconda metà degli anni 20. Antonio Faienz, bandiera del biancoscudo, che tra il 1919 ed il 1929 giocò per il Padova per ben 174 partite, segnando pure 11 gol. Suo figlio, Franco, fu addirittura uno dei maggiori e più noti critici italiani di musica jazz. Nel reparto offensivo, il Padova per questa stagione si presentava con Federico Busini, cresciuto nel Padova, dove in totale giocherà 138 partite segnando 22 gol. Nella sua carriera giocò pure al Bologna, dove si laurea campione d'Italia. Egli giocò pure a Verona e a Venezia. Citiamo pure Bruno Paronetto. Sicuramente un giocatore da ricordare è il bomber e leggenda del calcio Padova Giovanni Monti, fratello di Alessandro e di Feliciano, conosciuto anche come Monti II. Dal 1919 al 1930 egli giocò per il Padova ben 176 partite, segnando 51 gol. Giovanni fu anche un importante aviatore italiano. Nel 1918 partì volontario per la Prima Guerra Mondiale, ottenendo il brevetto di pilota e dando prova delle sue qualità, riuscendo in breve tempo a raggiungere il grado di capitano. Altri giocatori da citare per questa stagione furono senza dubbio Umberto Silvestrini e Vianini. Come accennato precedentemente, l'allenatore di questa stagione fu Ernesto Peyer. Il campionato del Padova riparte il 12 ottobre del 1919 allo stadio comunale. Padova Hellas Verona. Tutto è pronto. Le altre partite in programma del girone erano Vicenza Udinese e Venezia Petrarca. La voglia di ripartire era tantissima per i patavini e si voleva pure capire il livello della nuova squadra, ricostruita da zero nei mesi precedenti da parte della nuova società. La squadra biancoscudata era ambiziosa, ma al tempo stesso nessuno sapeva veramente cosa aspettarsi da questo campionato post-bellico. Gli esperti dell'epoca, condizionati ovviamente dai risultati pre-bellici e dalla tradizione sportiva, vedevano come super favorite sia il Verona che il Vicenza per i primi 2 posti, valevoli per la qualificazione alle fasi finali nazionali.
Gli avversari del Verona erano pure freschi di una fusione societaria ed erano una squadra tutta da scoprire. Allo stadio comunale tutto è pronto, parte la sfida. Il Padova sembra davvero una squadra messa benissimo in campo e dopo soli 10 minuti si trova addirittura in vantaggio per 3-0. Giovanni Zambotto trascina i suoi al quinto. Al nono Silvestrini raddoppia e dopo solo un minuto Mion fa addirittura tris. La squadra di Peyer pare davvero fortissima ed un minuto prima della fine del primo tempo si porta addirittura sul 4-0 con ancora Mion. Gran prova dei biancoscudati. Verona dominato. Nel secondo tempo gli scaligeri non riescono a reagire e quando mancano 15 minuti crollano totalmente. Al 75esimo minuto, infatti, Giovanni Monti fa la cinquina ed il 6-0 arriva all'80esimo minuto con un'autorete di Ruberti. La partita si chiuderà 7-0 con la rete finale di Giovanni Monti al minuto 85. Clamorosa vittoria biancoscudata. Partono fortissimo per questa stagione. Gli scaligeri subiscono una doccia fredda. Negli altri campi, invece, l'Udinese sbanca Vicenza 1-0. I lagunari, invece, battono il Petrarca, sempre per 1-0. 7 giorni più tardi, il Padova è atteso a Udine per la prima trasferta stagionale. Entrambe le formazioni avevano 2 punti, freschi di vittoria, e c'era molta curiosità di capire il proprio livello di gioco. Il resto della giornata prevedeva Petrarca-Verona e Venezia-Vicenza. La gara inizia e pare sin da subito molto equilibrata. Dopo una lunga fase di studio, la sblocca finalmente il nostro Federico Busini al 25esimo, 1-0 Padova. Il primo tempo, molto equilibrato, termina con i padovani in vantaggio e le squadre ripartono nel secondo tempo. I veneti sembrano anche nel secondo tempo avere qualcosa in più dei friulani, che però sfruttano le loro poche occasioni al meglio. All'80esimo, infatti, i bianconeri beffano il Padova con il pareggio di Blasic. Il match poi non si sbloccherà più, finirà 1-1, un punto a testa. Nelle altre sfide del girone, ottima vittoria del Petrarca sul Verona, in una partita divertente, finita 4-3. Venezia e Vicenza non si fanno male e finisce 1-1. Il 26 ottobre va in scena il derby del Santo allo stadio comunale. C'è Padova-Petrarca, come al solito è una partita attesissima. La giornata prevede pure Udinese-Venezia e Vicenza-Verona, ma incredibilmente i nostri cugini decidono di non presentarsi nemmeno e ci regalano i 2 punti col 2-0 a tavolino. Nelle altre partite i Berici vincono nettamente col Verona 3-0. Pareggio invece a reti bianche tra Udinese e Venezia. Al momento, il Padova, guardando la classifica, risulta essere primo nel girone. Quanto potrà durare questo splendido momento? Speriamo il più possibile. Siamo alla 4ª giornata di campionato, prevista per il 2 novembre. La giornata offre un Venezia-Verona, un Udinese-Petrarca ed un interessantissimo Padova-Vicenza al comunale. I vicentini erano reduci di un'ottima prestazione contro i veronesi ed i padovani contro il Vicenza non avevano ancora mai vinto in campionato. Partita sulla carta per niente semplice per i biancoscudati, ma questo poteva essere un crocevia fondamentale per capire i veri obiettivi della squadra, per capire se si poteva davvero ambire alle fasi finali. La sfida, diretta da Barbon di Venezia,
pare sin da subito prendere una direzione biancoscudata sin dagli inizi del match. Dopo 20 minuti, il nostro allenatore e giocatore Ernesto Payet la butta dentro, 1-0. Gli avversari fanno molta fatica contro questo Padova e al 30° Giovanni Monti trova il 2-0. La prima frazione termina così, con il Padova in vantaggio di 2 reti. La ripresa conferma ulteriormente la netta superiorità del Padova nei confronti dei iberici. Al 56° minuto il solito Monti 2 fa 3-0. Il comunale è invisibile. Potrebbe essere la prima vittoria ufficiale in campionato contro i rivali del Vicenza. A 20 minuti dalla fine è grande festa. Busini realizza addirittura la 4ª rete, che decreterà la splendida vittoria finale. Il Padova finalmente batte il Vicenza in campionato con un netto 4-0. Questa è una vittoria fondamentale. Nel frattempo in Laguna termina 3-0 per il Venezia ed in terra friulana abbiamo un gran colpaccio del Petrarca, 2-1. Dopo questa partita, il Padova ci crede davvero alla qualificazione alle fasi nazionali del campionato italiano di prima categoria. Per l'ultima giornata di andata, del 9 novembre 1919, ecco i match previsti. Verona-Udinese, Petrarca-Vicenza ed il big match Venezia-Padova. La classifica a questo punto del campionato era la seguente: Padova 7 punti, Venezia 6 punti, Udinese e Petrarca a 4, Vicenza 3 punti e chiude il Verona ancora fermo a 0. I neroverdi quindi erano secondi a solamente un punto di distanza dai biancoscudati e con questa partita ci si giocava il primo posto del girone. L'arbitro Mauro di Milano fischia il calcio d'inizio. Tutto è pronto. Il Padova questa stagione fa davvero sul serio. È una squadra costruita benissimo, eppure allenata benissimo, e lo si vede chiaramente in questa sfida. Al 18° Silvestrini porta in avanti i suoi, 1-0 Padova. Dopo un primo tempo giocato benissimo dal Padova, termina la prima frazione. Nel secondo tempo il Padova gioca ancora meglio e dal minuto 64 il nostro Giovanni Monti ci porta sul 2-0. Nonostante al 70° i veneziani riescono a dimezzare lo svantaggio con Borgato, i padovani sembrano giocare nettamente meglio dei lagunari e da 5 minuti dalla fine Paronetto chiude definitivamente il discorso, 3-1. Questo Padova è davvero bellissimo e con questa vittoria si porta a quota 9 punti. Il primo posto, dopo questa splendida vittoria, è ormai ben consolidato. Nel frattempo, il Vicenza sbanca Padova vincendo 5-3 una partita pazza contro il Petrarca. Verona-Udinese viene invece rinviata per problemi logistici. Si giocherà il 28 dicembre. La classifica a metà campionato è quindi la seguente: Padova in testa con 9 punti, Venezia 6, Vicenza 5 punti, Petrarca e Udinese 4, ma l'Udinese con una partita in meno. Il Verona è ancora ultimo con 0 punti ed una partita in meno. Siamo giunti così a metà campionato e il girone di ritorno inizia il 23 novembre. Si parte subito con un'ottima vittoria a Verona per 2-1 con la doppietta di Giovanni Monti. Nella stessa domenica l'Udinese perde nuovamente in casa con i vicentini 2-0. Il Petrarca invece gioca un'ottima partita contro un Venezia che ormai sembra demoralizzato, battendolo per 4-2. I lagunari quindi si fanno addirittura scavalcare dal Vicenza. Anche la settimana successiva
vede un Padova davvero in gran spolvero contro l'Udinese. Lo batte per 3-1, ottenendo addirittura la quinta vittoria consecutiva in campionato. Dopo essere andato sotto con la rete di Forghieri al 34esimo, i gol biancoscudati che decreteranno la vittoria verranno realizzati da Giovanni Zambotto al 67esimo, all'87esimo ancora lui su rigore, e la terza ed ultima rete la siglerà Silvestrini allo scadere. Il Padova pare davvero essere irraggiungibile per questa stagione. La giornata vede anche il Venezia vincere una partita delicatissima per il secondo posto finale a Vicenza. Il secondo posto, ricordiamo che varrebbe la qualificazione alle fasi finali nazionali. Pareggio invece per 3-3 tra Verona e Petrarca. Con questi risultati, la classifica era: Padova 13 punti, Venezia 8, ormai distaccato. Vicenza e Petrarca lo inseguono sotto solo di un punto, Udinese 4 e Verona ancora all'ultimo posto con solamente un punto. Con altre 3 giornate rimanenti e 6 punti in palio, al Padova quindi sarebbe bastato solamente un altro punto per qualificarsi per la prima volta della sua storia alle fasi finali nazionali del campionato italiano di calcio. Sarebbe un traguardo di grandissimo prestigio, sia per la città che per la società. Il calendario aveva in programma allo Stadio Trepini il Derby del Santo, previsto per la settimana successiva. Ironia della sorte, i biancoscudati si giocavano la qualificazione proprio contro i loro cugini. 7 dicembre 1919. Padova attende l'ennesimo derby, ma questa volta è diverso rispetto agli altri. Il calcio Padova, infatti, con una vittoria o con un semplice pareggio, si qualificherebbe per la prima volta nella propria storia alle fasi finali del campionato italiano. I tifosi attendono con ansia e trepidazione il fischio d'inizio dell'arbitro Mauro Di Milano. Tutto è pronto, gli spalti sono pieni e finalmente si parte. La palla ai giocatori del Padova scotta tanto, tantissimo, sono nervosi, tesissimi, ma sono anche ben concentrati e sembrano essere chiaramente superiori agli avversari. Al minuto 10 Fagiuoli colpisce il Petrarca, 1-0 Padova. La squadra è meravigliosa, gioca benissimo e ad 1 minuto dallo scadere della prima frazione il nostro trascinatore Peyer la butta dentro di nuovo. 2-0. I tifosi del Padova urlano di gioia. 2-0 Padova, tutti negli spogliatoi. Nella ripresa, il biancoscudo decide di abbassare un po' i ritmi, ma il Petrarca non riesce ad impensierire gli avversari. Pare un match destinato a finire in questo modo, ma al 75esimo succede qualcosa. Un pallone in area del Padova sbatte addosso a Fagiuoli e sfortunatamente insacca nella propria porta. Il Petrarca si porta sul 2-1. I minuti passano, il tempo scorre, con qualche brivido, ma più il cronometro scorre, più i tifosi biancoscudati iniziano a saltare ed esultare negli spalti. L'arbitro fischia finalmente la fine, 2-1 per i biancoscudati. La festa può finalmente avere inizio, nello stadio e in tutto il resto della città. Il Padova è matematicamente vincitore del girone veneto di prima categoria e si qualifica per la prima volta nella propria storia alle fasi finali del campionato italiano. Un grandissimo traguardo, di enorme spessore. Nel frattempo, il Verona vince con il Vicenza ed il Venezia vince contro l'Udinese. Nelle ultime 2 giornate del girone, il Padova sbanca a Vicenza, vincendo 1-0, portando a casa la prima vittoria in trasferta contro i Berici in campionato. La rete fu di Feliciano Monti, all'89esimo. Nel resto delle partite, pareggio a reti bianche tra Verona e Venezia,
e il Petrarca batte l'Udinese per 2-0. Nell'ultima giornata, in un match che vede solamente il Venezia motivato a fare risultato per consolidare il proprio secondo posto e qualificarsi alle fasi finali nazionali, i lagunari vincono 1-0 a Padova con rete di Begin al 78esimo. Gli altri risultati dell'ultima giornata sono quindi Udinese-Verona 3-1 e Vicenza-Petrarca 1-5. Il 28 dicembre si recuperò pure Verona-Udinese della quinta giornata, che si sarebbe dovuta giocare il 9 novembre. Il Verona vinse con un netto 5-0 e quindi riuscì a qualificarsi allo spareggio per non retrocedere proprio contro i friulani. La classifica finale del girone veneto di prima categoria 1919-1920 è la seguente: Padova, campione con 17 punti, Venezia 13, entrambe qualificate alle semifinali nazionali. Prima storica qualificazione per il Padova. Petrarca terzo a 11 punti, Vicenza 7 punti. Chiudono Verona e Udinese a 6 punti. Con lo spareggio del 14 marzo 1920, il Verona batté 1-0 l'Udinese e riuscì a salvarsi. Il Padova, assieme ai propri tifosi, dopo aver vinto inaspettatamente il proprio girone in modo netto, surclassando gli avversari, era in attesa di conoscere i propri sfidanti nel girone delle semifinali nazionali. In questa fase, che prevedeva 6 formazioni, la vincente del girone sarebbe poi andata a giocarsi il triangolare della finale nazionale. Ovviamente non ci sarebbero state retrocessioni, essendo una fase finale. Il Padova venne inserito nel girone B, con le seguenti squadre: Juventus, US Milanese, Modena, Casale e Brescia. Per il biancoscudo era un girone davvero tosto. Si dovevano affrontare delle vere e proprie corazzate, specialmente la Juventus, che era alla 17ª apparizione nelle fasi finali. La prima giornata del 4 gennaio 1920 prevedeva il derby piemontese Juventus-Casale, Modena-Brescia e la prima dei biancoscudati, che si sarebbe giocata a Milano contro la Milanese, società polisportiva nata nel 1902 e passata alla storia per essersi poi fusa con l'FC Internazionale, o Inter, nel 1928, dando vita all'Associazione Sportiva Ambrosiana. La milanese aveva un'ottima tradizione ed era già alla sua 11ª partecipazione alle fasi finali nazionali del campionato italiano. Il Padova sembrava ovviamente nettamente sfavorito. Natale e Capodanno scorrono velocemente, con tanto entusiasmo a Padova. La città non vedeva l'ora infatti di iniziare questo nuovo torneo. E così, il 4 gennaio, in una fredda domenica meneghina, US Milanese e Padova sono pronte allo scontro. La partita d'esordio inizia con i lombardi che si dimostrano subito superiori e dal 22esimo ci pensa Crocco ad aprire le danze. 1-0 per i meneghini. I biancoscudati, nonostante l'evidente inferiorità tecnica, si fanno valere e dal 30esimo Giovanni Monti pareggia i conti. Le squadre vanno negli spogliatoi sull'1-1. È ancora tutto in bilico. Le squadre ripartono nel secondo tempo ed il match inizialmente sembra davvero equilibrato. I biancoscudati tengono. I minuti passano e niente si sblocca, ma alla fine i valori in campo escono fuori. All'80esimo, una splendida azione dei milanesi viene finalizzata nuovamente da Crocco, che trascinerà i suoi alla vittoria finale. 2-1 per la milanese. Il Padova ritorna a casa con una sconfitta, ma una prova piuttosto positiva. Le altre partite di giornata vedono gli emiliani vincitori contro i bresciani, con un netto 4-0.
Il derby piemontese, che si giocò il 18 gennaio, finisce 1-0. La seconda e la terza giornata, che avrebbero previsto per il Padova gli scontri contro Juventus e Modena, vengono rinviate dalla federazione, causa problemi logistici dovuti all'enorme freddo dell'inverno 1920. Si sarebbero poi recuperate rispettivamente il 15 febbraio ed il 29 febbraio. Dopo un gennaio freddissimo, arriviamo al 1 febbraio. Finalmente si torna a giocare ed era in programma la quarta giornata. Il Padova avrebbe affrontato il Brescia in terra lombarda. La stampa prevedeva un match equilibrato. I veneti partono meglio dei bresciani e già al 12° Busini segna la rete del vantaggio veneto. La prima frazione termina 1-0 in favore del Padova. Il secondo tempo vede uno scatto d'orgoglio del Brescia, che riesce a riacciuffare il pareggio al 51° con Lunghi. La squadra di Peyer però non ci sta per niente e, trascinati da Feliciano Monti, portano a casa la vittoria. 2-1 Padova. Questo match è una partita storica. Infatti, questa è la prima vittoria biancoscudata in una fase finale nazionale di prima categoria. Nelle altre partite, Casale Milanese 1-1 e la Juventus passa a Modena 1-0. Una settimana più tardi, l'8 febbraio, si gioca a Casale Monferrato, in Piemonte, contro il Casale, squadra di enorme tradizione e già campione d'Italia nel 1913-1914. Il Padova tornerà a casa con una sconfitta, con il gol di Emilia Vacca al 25°. I biancoscudati si rendono conto che il livello di queste fasi nazionali è totalmente diverso rispetto al girone veneto della prima fase. Ma ancora nulla è perso. Ecco gli altri risultati di giornata. Brescia-Juventus 0-0, Modena-Milanese 0-1. La classifica quindi era la seguente: Juventus e Milanese 5 punti, Casale 3 punti, Modena e Padova 2 e chiude il Brescia con 1 punto. La settimana successiva, il 15 febbraio, era in programma il recupero con la Juventus della seconda giornata. Questa era la prima volta che il Padova affrontava la storica corazzata torinese in un match ufficiale. L'emozione era tantissima, la tensione cresceva. Per il Padova era un grandissimo onore poter giocare contro la grande Juventus in casa, nel proprio stadio comunale, davanti ai propri tifosi, davanti alla propria gente. Dopo una settimana di grandissima attesa, arriva finalmente il 15 febbraio. L'arbitro Cattaneo di Milano dà l'ok e finalmente fischia l'inizio. E succede già dopo 1 minuto qualcosa di clamoroso. Il match dello stadio comunale parte nel migliore dei modi per i biancoscudati, che segnano appunto dopo 60 secondi con Feliciano Monti. Incredibile. I bianconeri sembrano soffrire il Padova, ma al 27° riescono a pareggiare i conti con Ferraris e dopo solamente 1 minuto, sfruttando lo shock patavino, ribaltano addirittura il match con Bona 2-1. Le squadre, dopo un primo tempo emozionante, rientrano in campo per il secondo tempo. Il Padova prova ad attaccare, ce la mette tutta, ma non riesce a sfondare il muro bianconero e subisce in contropiede il 3-1 finale. Un'altra sconfitta per il Padova, dopo una partita piuttosto emozionante. Nelle altre partite, invece, il Modena sbanca a Casale 2-0 e la Milanese perde clamorosamente il derby col Brescia per 1-0. Per i biancoscudati, dopo questi risultati, l'ultimo posto era ormai una realtà. Il cuore non basta, il tasso tecnico delle avversarie pare nettamente superiore.
bisognava ora reagire. I padovani, in questo girone di semifinali, erano davvero in difficoltà, ma al tempo stesso, per la società, era comunque un esordio in questa competizione e da questa esperienza si poteva solo imparare. Ormai era chiaro che il Padova non poteva ancora competere con i colossi del calcio italiano, ma era comunque stata messa una prima pietra. L'ultima partita di andata si giocò dopo 2 settimane, il 29 febbraio, è il recupero della terza giornata. Il Padova affronta i Canarini del Modena. Gli emiliani però si dimostrano nettamente superiori ai biancoscudati e vincono con un netto 4-2. Gli altri risultati di giornata erano Brescia-Casale 0-0 e il big match Juventus-Milanese, vinto dai piemontesi per 3-0. La prima di andata, prevista per il 7 marzo, confermò il fatto che per il Padova il livello delle semifinali nazionali era davvero troppo alto. La milanese infatti si impone 3-1 allo stadio comunale, senza nessuna difficoltà. Nel frattempo la Juventus vince a Casale ed il Brescia batte il Modena. Per il Padova l'ultimo posto, purtroppo, era ormai consolidato. Una settimana più tardi, il 14 marzo, il Padova è atteso allo stadio di Corso Sebastopoli di Torino contro la Juventus, ma purtroppo anche stavolta non andrà affatto bene. Il Padova ne prende addirittura 6. Il tasso tecnico delle altre squadre, già abituate a questi livelli rispetto ai padovani, era decisamente migliore. Pure l'ottava giornata per i biancoscudati fu disastrosa. I veneti, infatti, tornano da Modena con una nettissima sconfitta, 4-1. In vetta, invece, importantissima vittoria della milanese, che battendo la Juventus può ancora sperare nel primo posto finale, che garantirebbe ai meneghini la qualificazione alla finale nazionale. A questo punto del campionato, la classifica del girone B era la seguente: Juventus 13 punti, Milanese 11, Modena terzo a 9, Casale 7 punti e Brescia 6 punti. Il Padova purtroppo, fanalino di coda, era solo a 2 punti. La nona giornata dell'11 aprile vedeva il Padova affrontare il Brescia in casa. Sicuramente questa era la sfida più abbordabile del girone ed i biancoscudati ci tenevano assolutamente a vincere davanti ai loro tifosi. La partita, come si presumeva, risulta molto equilibrata, con poche occasioni da una parte e dall'altra. Il primo tempo infatti non si sblocca e le squadre terminano il primo tempo in parità, 0-0. Il secondo tempo si conferma nuovamente molto equilibrato, ma al 60°, dopo aver pressato gli avversari per diversi minuti, è il nostro Giovanni Zambotto a rompere l'equilibrio, 1-0 Padova. La partita non si sbloccherà più ed il Padova finalmente, dopo una serie di 6 sconfitte consecutive, finalmente ritorna alla vittoria. Nonostante l'ultimo posto, perlomeno si era salvato l'onore. Negli altri campi, intanto, la milanese batte il Casale, ma la Juventus non perde punti e schianta il Modena 3-0. Nella 10ª ed ultima giornata, la milanese batte il Modena per 2-1 il 18 aprile e una settimana dopo il Padova col Casale Monferrato porta a casa un punto pareggiando per 0-0. Il Brescia invece non si presenta a Torino, regalando di fatto la vittoria del girone alla Juventus. La classifica finale di campionato recitava: Juventus 17, qualificata al triangolare finale settentrionale, Milanese 15, Modena 9, Casale 8 punti, Brescia 6 punti e fanalino di coda il Padova con 5 punti. Il campionato verrà poi vinto dall'Inter, che porta a casa il suo secondo scudetto.
Siamo giunti così ad un altro finale di stagione, con un Padova sicuramente sorprendente ed arrembante nella prima fase regionale della prima categoria, riuscendo addirittura a vincere il proprio girone. Nonostante l'ultimo posto nelle semifinali nazionali, questa stagione per il Padova fu senza dubbio positiva. Una stagione che vide i biancoscudati qualificarsi per la prima volta alle fasi finali del campionato italiano, gettando delle ottime basi per il futuro a venire. Il 1919-1920, infatti, fu un'ottima rampa di lancio per migliorarsi e per puntare a fare ancora meglio nelle stagioni successive del campionato. Ma questa è un'altra stagione, un'altra storia, che vi racconteremo nel prossimo video. Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto questo documentario, condividi, metti un like ed iscriviti al canale. Ciao, alla prossima!